Se in questa settimana il governo darà delle risposte per revocare il fermo sarei contento, solo che ci hanno dato l'incontro il venerdì 22 maggio alle 17:30, sarà presente comunque il ministro Salvini e la Meloni. Spero che le indicazioni siano buone per revocare il fermo, perché dopo il tempo per recuperare non c'è. 7 giorni per non fermare l'Italia e il suo cuore produttivo a nord-est. Michele Varotto, presidente degli autotrasportatori della Confartigianato del Veneto, gira la clessidra dopo che il comparto ha confermato il fermo tra il 25 e il 29 maggio con l'esecutivo che poco dopo ha convocato un tavolo in zona Cesarini. Con la guerra in Iran e le tensioni su Hormuz, gli eventi sono precipitati nel corso della primavera. È da 2 mesi che abbiamo aumenti di costi di carburante importanti e non abbiamo avuto appunto nessuna risposta, anzi ci hanno tolto le accise che ci avevano dato da molti anni. Il riferimento è al taglio sui rimborsi alle accise previsto per il comparto, circa 300 milioni di euro, effetto collaterale della riduzione generalizzata voluta alle pompe di benzina dal governo. La via uscita è solo uno, che il governo ci accompagni sui soldi nostri, quindi non chiediamo niente di più di quello che abbiamo domandato. Più in generale l'incendio dei costi va disinnescato alla base. L'aumento del gasolio è stato circa del 30% al di là del conteggio delle accise, perciò questo vuol dire sulla pura tariffa un 10% netto. Perciò questo sarà un aumento che comunque andrà a riflettersi sui costi aziendali nostri e dobbiamo per forza aumentare i nostri committenti e perciò sul carrello della spesa. Spero che il governo capisca che siamo un settore importante e deve perlomeno confrontarsi con noi per capire di far funzionare le cose e consentirci di sopravvivere alle nostre aziende, perché ricordiamoci che siamo un anello fondamentale della filiera.